Le reazioni all'investitura ufficiale di Roberto Campagnolo come candidato sindaco per il centro-sinistra non si sono fatte attendere. Una volta scelto, PD e Bassano Passione Comune guardano avanti e così facendo un occhio finisce giocoforza in casa degli avversari, dove la provocazione che lanciano è quella di sperare di ritrovarsi di fronte Elena Pavan. C'è una sindaca che ha dato la sua disponibilità alla ricandidatura. Loro dicono che governano bene, quindi io penso e ritengo che la candidatura naturale sia quella di Elena Pavan. Stiamo assistendo ad una cosa che io non ho mai visto nella mia esperienza di vita e politica, un sindaco uscente che dice che vuole ricandidarsi e la maggioranza che l'ha sostenuta per 5 anni che non la sostiene. Tirato in ballo, forse con troppo anticipo, Gianni Zen si complimenta per la scelta di Campagnolo e conferma il suo impegno aperto al dialogo con tutti. Io sono stato tirato in ballo dal centro-sinistra senza che mi fosse chiesto a fine di dicembre e la cosa mi ha fatto arrabbiare perché almeno dirle certe cose, e ho dialogato con tutti, ho dialogato col centrodestra e col centro-sinistra. L'obiettivo di Gianni Zen resta quello di formare una civica che punti a dare voce e consapevolezza al mondo dei giovani e ad avvicinare la grande fetta di astenuti che oggi si aggira attorno al 40%. Io vorrei rinnovare l'appello perché le persone, diciamole di buona volontà, le competenze tante che ci sono nella città, si mettono a disposizione e soprattutto diano un po' del loro tempo prezioso per il governo della città. A livello, diciamo, più amministrativo, che cosa manca? A livello amministrativo manca la percezione della nostra amministrazione comunale, appunto, come in qualche modo foriera del senso della partecipazione, non c'è un senso del noi.